Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Pianeta Dilettanti. Questa sera ci fa piacere avere qui con noi in studio Hermes Canciani, il presidente del Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti voi. Tracciamo un bilancio anche del trascorso di Pianeta Dilettanti, perché abbiamo parlato di tanti temi. Abbiamo parlato di settore giovanile scolastico, della FIGC assieme al responsabile Messina, per arrivare nell'ultima puntata a parlare della selezione delle rappresentative nazionali, in particolare con Albanese che si occupa dell'Under 16. Quindi voglio dire, quello che innanzitutto in queste puntate è emerso, la grande professionalità di chi sta dietro al mondo dei dilettanti, partendo dal settore giovanile. Quindi un bel lavoro della Lega, della FIGC, ma soprattutto anche dei friulani che fanno parte di questo gruppo. Sì, ti ringrazio molto e prima di tutto desidero ringraziare il dottor Di Leva per questa bellissima iniziativa, perché noi siamo abituati a parlare solo di calcio, di quello giocato, mentre, come giustamente hai notato, di dietro c'è un mondo molto laborioso e molto impegnato che cerca di mettere le condizioni per far disputare i campionati e tutte le varie manifestazioni in una maniera più corretta possibile e più formalmente corretta. E poi naturalmente anche in tema sicurezza con il Covid anche vi ha messo alla prova come comitato regionale, ma ne abbiamo parlato con diversi professionisti che ci hanno raggiunto qui in studio di quello che è stato il cambiamento anche per quanto riguarda i protocolli e quelle che sono le aspettative future. Abbiamo anche lanciato il progetto Scudo del Presidente, che può essere molto interessante per le società. Sì, devo dire che durante il Covid siamo stati aiutati da quello che io magari un po' pomposamente chiamo Comitato Tecnico Scientifico nostro, che è questo gruppo di 3 professionisti formati da un legale, l'avvocato Mosetti, che è stato vostro ospite, dal dottor Rismondo, che altrettanto è stato vostro ospite, e poi da un medico, che è il dottor Daniele Di Benedetto. Bene, questi 3 soggetti hanno di fatto sviscerato durante il Covid tutti i protocolli. Ricordo che c'erano state 8 edizioni di protocolli emanati dalla federazione per poter mettere nelle condizioni più agevoli le nostre società di svolgere le proprie attività. È passato non tantissimo tempo, però magari le persone si dimenticano, no? Tutti gli adempimenti che c'erano da fare prima del vaccino, tutti i vari controlli, le mappature, di tutto. Devo dire che quello lì è stato un lavoro molto ma molto prezioso, sia per quanto riguarda gli atleti, sia per quanto riguarda gli impianti. Con l'avvocato Mosetti poi abbiamo approfondito anche il tema economico, quello che è stato poi naturalmente quelle che sono state le ripercussioni economiche post-Covid, però la FIGC è stata vicina alla società, le avete aiutate? Ma guarda, noi abbiamo cercato nel limite del possibile di farci promotori nei confronti della Lega e della Federazione di tutti i disagi, non solo noi, tutti i presidenti, tutti i miei colleghi italiani, per poter avere un ristoro. Devo dire che sono arrivati, diciamo così, dei ristori non notevoli ma sufficienti a coprire la mancata attività. Ora stiamo lavorando su un progetto molto importante che ha avuto un esperimento pilota in Carnia su quello che è l'aspetto che il campionato carnico praticamente dà al territorio in termini economici, e i risultati sono stati molto ma molto importanti. Abbiamo fatto la presentazione di questo studio prima della finale di Coppa Carnia dello scorso anno, e adesso ci accingiamo a farlo praticamente su tutto il territorio regionale. Questo fa far capire che 30.000 persone, perché questo è il numero che più o meno si muove ogni fine settimana in termini di regolarità, crea un indotto molto molto importante. Ritornando al discorso iniziale che tu mi dicevi a proposito dello scudo del Presidente, è un mio pallino. Io credo che i presidenti mai come in questi momenti siano sottoposti a una serie di incombenze che non gli permettono più di gestire la società in una maniera così, usando il nostro termine caro, dilettantistico. Bisogna diventare professionali, bisogna avere logicamente uno staff di persone alle spalle in termini
e di struttura e amministrativa e sanitaria per poter gestire la società in una maniera che sia rispondente a quelli che sono le normative. Ecco perché mi piacerebbe molto continuare, anzi sviluppare questo progetto dello scudo del Presidente, che nei limiti del possibile dovrebbe mettere a riparo appunto la figura del Presidente riguardo a tutte le problematiche che ho appena detto. Ecco, anche perché sappiamo quanto sia importante aiutare i presidenti e quanto mancano anche i dirigenti, no? Perché se mancavano 10 anni fa, quando io ero ancora più vicino al mondo dei dilettanti, figuriamoci adesso post-Covid. Allora tutti parlano, no, nel mondo del calcio, parliamo dei calciatori, degli arbitri, degli allenatori, però alla fine se non ci sono i presidenti e i dirigenti che ci mettono la passione, il tempo, il denaro per far giocare i nostri ragazzi, non andiamo da nessuna parte. Ecco che quello lì è un patrimonio veramente importante che noi dobbiamo salvaguardare. Il mondo del calcio dei dilettanti, come della stragrande maggioranza dello sport nella nostra regione, è sport di volontariato. Non dobbiamo farli stancare, non dobbiamo mettergli leggi contro leggi, sopra leggi, balzelli, dobbiamo cercare di essere più semplici possibili nel rispetto delle regole e dobbiamo farlo anche aiutandoli affinché questa passione che tutti noi abbiamo non vada a scemare. Nel corso delle puntate abbiamo voluto anche presentare le varie associazioni, calciatori, allenatori, arbitri e abbiamo notato quanto siano anche innovativi, siano diventati più moderni, anche per quanto riguarda i direttori di gara, per quanto riguarda anche la formazione. Abbiamo visto le novità con Merlino. Ma io a Merlino l'ho fatto impallidire, è un amico, Andrea, lo salutiamo, l'ho fatto impallidire quando ho detto guarda vorrei fare la finale della Coppa Italia dell'eccellenza a Lignano, vorrei utilizzare il VAR. E lui mi ha guardato con due occhi, stavo pensando, dice ma Presidente sei matto? Ho detto magari, no? E la mia idea era quella, poi dal punto di vista organizzativo era particolarmente complesso. Però ci arriveremo, loro sono, io dico sempre, loro sono molto bravi, sono molto attenti, c'è una nuova classe dirigente con a capo appunto Andrea Merlino che è molto molto attenta, segue le partite, guarda, fa e non è detto che gli arbitri quando sbagliano non siano puniti, perché qualche presidente mi dice ma se il mio calciatore sbaglia prende 2 domeniche, anche gli arbitri hanno la loro giustizia. E noi dobbiamo cercare di collaborare con loro perché gli arbitri sono una parte integrante del nostro movimento. Ce ne sono pochi, cerchiamo di non perdere anche quelli perché già quest'anno abbiamo fatto salti mortali per poter coprire tutte le partite. Quindi io credo che che è giusto passare attraverso un doppio tesseramento come in qualche altro sport, ad esempio la pallacanestro, tu fai l'arbitro e poi vai a fare il calciatore o il cestista. Credo che anche da noi sarebbe giusto fare così, ma già ci stiamo pensando e già attualmente è possibile avere il doppio tesseramento. È solo così magari i ragazzi meno dotati oppure che intravedono nella carriera dell'arbitro qualcosa di diverso rispetto a quello che loro si prefiggevano e lo possono fare. Abbiamo parlato anche di giustizia sportiva con l'avvocato De Paoli, che è il presidente del Tribunale federale, e con lui abbiamo parlato anche della riforma del codice di giustizia sportiva, proprio per facilitare e semplificare la possibilità di comprensione anche per i dirigenti di società che delle volte si ritrovano in difficoltà. Questo è uno degli argomenti che dicevo prima, no, per aiutare le società, perché ci sono tantissimi termini, no? Quindi che sono i termini di preavviso per un ricorso piuttosto che la presentazione di un ricorso corretto, che tante volte porta appunto il Tribunale a non poter giudicare, non poter valutare quelle sono le richieste delle società. E quindi io credo che in questo momento stiamo andando anche in questo caso per il verso giusto. Che bilancio traccia il Presidente, non di questa esperienza ma in generale, proprio di questi anni anche che vi ha visto in difficoltà, ma poi le avete risolte bene queste difficoltà legate al Covid? Ma io posso dire che sono stati 6 anni fantastici. Al momento i primi 4 anni contraddistinti da un successo sportivo che non avveniva da una trentina d'anni e poi con una serie di altre affermazioni, ricordo il torneo in Canada della nostra rappresentativa Under 15 che è stato veramente un successo incredibile. Poi però abbiamo pagato questi successi con una pandemia che chiaramente ci ha affiaccato le idee, ha affiaccato le gambe e piano piano ci stiamo ancora leccando le ferite e cerchiamo di uscirne. Quindi il bilancio, devo dire che fra chiari e oscuri è sicuramente positivo. Mi piace pensare di ringraziare tutti i presidenti, tutte le società perché ci sono stati e ci sono molto vicini. Noi, come dico sempre, ce la mettiamo tutta per essere al loro servizio. Certe volte ce la facciamo, certe volte no, però sempre con una grandissima buona fede, con una grandissima disponibilità.
ho una squadra importante, un consiglio veramente all'altezza, un gruppo di dipendenti che ci danno veramente che ci danno dentro, e quindi io credo insomma che le premesse siano buone per riportare il calcio del Friuli Venezia Giulia ai livelli che negli ultimi 15 anni ha avuto, con vittorie a livello nazionale veramente di peso. E io devo ringraziare tutti gli ospiti di Pianeta Dilettanti, complementarmi per la loro professionalità e anche col Presidente, perché ha davvero una squadra fortissima, possiamo dirlo. Beh, insomma, noi cerchiamo sono contento che tu abbia menzionato Andrea Albanese. Andrea Albanese Sì. è l'allenatore che ha vinto l'ultimo titolo dei sì. giovanissimi a Milano, a San Siro, e poi giustamente è stato scelto a livello nazionale come selezionatore di una nazionale appunto dei dilettanti. Ecco, noi cerchiamo di andare a prendere chiamiamole eccellenze, sapendo che le disponibilità sono pari a zero nel nostro mondo, un mondo, come ho detto prima, di volontari, però ho visto e noto che c'è grandissimo interesse, grandissima voglia, grandissima passione di stare assieme e di programmare quello che è un futuro dei nostri giovani e del nostro calcio. Grazie Hermes Canciani, grazie anche per questa esperienza Pianeta Dilettanti. Certo. Permettimi di ringraziarti per la tua cortesia, per la tua sensibilità, grazie, per il tuo modo di porti a disposizione di quello che è il nostro mondo, e questo è un'ulteriore perla, perché se noi facciamo le cose e nessuno poi le comunica è come non farle, quindi grazie a te. Io vi ringrazio, Pianeta Dilettanti termina qui, ma naturalmente ritorneremo alla prossima stagione. Buona serata.